Ma quante cose succedono in una settimana? Tante, a volte il tempo invece sembra immobile, fermo. Allora facciamo un giro di ricognizione, partendo da lontano, perché esistono ed è importante per quello che riguarda diciamo, l'equilibrio di un'economia mondiale, non solo dell'economia, ma dell'ecologia, di quelli che poi sono i temi più importanti. Esiste anche il fatto che tra pochissimo si voterà in America e c'è questo diciamo, scontro tra di nuovo repubblicani e democratici, le due storiche fazioni che negli Stati Uniti si alternano ai governi di questa grandissima superpotenza politica ed economica. E l'ultimo confronto televisivo tra Joe Biden e Trump è finito ai punti a favore di Joe Biden, molto meno aggressivo, con argomentazioni più pratiche che certamente hanno colpito di più gli americani. Questo lo testimoniano il fatto che è avanti in quelle che poi sono le indagini che si fanno sulla popolazione per l'appunto americana. Tornando in Europa la confusione è talmente tanta perché a causa del Covid-19 i numeri preoccupanti che nel vecchio continente stanno crescendo, i governi traballano. Traballano anche perché ci sono le situazioni economiche di mezzo, ci sono delle economie spezzate, delle economie interrotte, delle economie che stentano a riprendersi, come d'altronde poi anche quella del nostro Paese. E arrivando al nostro Paese c'è questo primo, diciamo, tentativo di incontro in segreto, la prima fotografia probabilmente vista tra Di Maio e Zingaretti, e quindi questo amore giallo-rosso tra il PD e i 5 Stelle, che fanno il punto per capire dove si andrà a parare, quali sono le prospettive future, perché ci sono in ballo diverse situazioni che poi portano inevitabilmente anche a quella che in questo momento è la situazione della Regione Calabria, dove c'è un centrodestra che ha pianto la morte del governatore Santelli, come del resto tutti quanti i calabresi, senza distinzione di politica, ma che in questo momento invece riserra le fila e sta provando a stabilire i giochi di livelli di forza per capire chi sarà il futuro candidato nell'imminente, in quello che saranno certamente i primi mesi del 2021, perché lo scioglimento è previsto tra pochissimo del Consiglio regionale. E dall'altra parte, anche in questo caso, il centro-sinistra che prova a stabilire una pax con l'EU, con Italia Viva, con i 5 Stelle, per capire se ci sarà la possibilità, dopo la debacle di Pippo Callibo all'ultima tornata elettorale, che ricordiamo nemmeno di 10 mesi fa, vediamo quello che poi in Calabria succederà. Intanto però ci sono i problemi, quelli restano, perché è chiaro che mancano i posti per quello che riguarda non soltanto le terapie intensive, ma anche i ricoveri ordinari relativamente alla pandemia e quindi al Covid in tutte quante le 5 province calabresi, stando al fatto che però le province più colpite, dove gli ospedali risultano quasi essere al collasso dal punto di vista della possibilità di avere nuovi pazienti, come Cosenza e Reggio Calabria. Ma di questo e di altro parleremo in questo numero di Seven. Intanto spazio ai titoli. Seven, nel numero di questa settimana. Calabria terra mia. Il corto che unisce. Tutti d'accordo. I calabresi bocciano Muccini. Covid-19. Preoccupante aumento dei contagi anche in Calabria. Ordinanza della Regione. Dal 26, didattica a distanza per le scuole superiori e tutti a casa alle 24. Ora è chiaro che noi, da buon calabresi, non vogliamo farci mancare nulla, abbiamo tantissime preoccupazioni, la ripresa dell'economia, il rilancio della nostra economia, soprattutto per quello che poi riguarda il tessuto sociale delle classi più deboli, ma la sanità, ma il trasporto pubblico e le infrastrutture. Ma intanto però ci solazziamo ogni tanto perché abbiamo bisogno di rilanciare le nostre immagini e pensate bene con che cosa l'abbiamo fatto, sentite questo primo servizio.
La promozione dell'immagine della Calabria non è compito semplice. Una terra ricca di contraddizioni non è facile da raccontare. Del resto, nessuna campagna pubblicitaria approntata a suon di milioni negli ultimi anni ha riscosso il successo sperato, almeno tra i calabresi, che hanno spesso recriminato sui costi delle produzioni e sul mancato ritorno di immagine per la regione. Certo è che mai si era registrata un'elevata di scudi così unanime come quella indotta dal corto realizzato per la regione Calabria da Gabriele Muccino. Calabria Terra Mia ha messo d'accordo tutti i calabresi o quasi, politici, intellettuali e navigatori. Non è piaciuta la fotografia restituita dalla storia dalle immagini proposte dal regista della ricerca della felicità. Ognuno ha contestato qualche elemento inserito nel cortometraggio che avrebbe dovuto, nelle intenzioni del committente, raccontare lo spirito della Calabria. Sono piovute critiche sul copricapo utilizzato dalle comparse, la vecchia coppola ormai totalmente assente dalle teste dei nostri corregionali, sugli asini utilizzati come mezzo di trasporto, animali quasi estinti nell'immaginario delle campagne calabresi, sulle prelibatezze gastronomiche proposte non seguendo le precise tradizioni degli integralisti. Insomma, il web non ha perdonato nulla al regista, bocciando in toto la sua opera. Neanche il fascino di Raul Bova e della compagna Rocio Muñoz è bastata ad addolcire lo sguardo attento dei navigatori, pronti a bollare come stereotipi e luoghi comuni i frame scelti per comporre il corto rappresentativo della regione. Si difende il regista, che spiega di non aver realizzato un reportage, ma di aver cercato di far venire voglia ai turisti di venire a conoscere la Calabria, non importa se autentica o immaginaria. Forse ha ragione lui. Certo è che qualcuno, scegliendo la nostra regione per trascorrere le vacanze, potrebbe rimanere deluso, non trovandoci con coppola, bretelle e asino, intenti a sbucciare clementine e arance a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi stagione. Ora, io certo mi ero riproposto di non parlare assolutamente di questo lavoro, di questo prodotto, che ritengo sia offensivo solo il fatto di pensare di poter sprecare delle parole su un prodotto che non merita di essere giudicato perché non esiste un parametro di giudizio, nel senso che, secondo me, questo corto non è proprio stato scritto. La cosa grave che ritengo sia opportuno sottolineare è che probabilmente il committente doveva, se non altro, avere la possibilità, prima di vedere consegnato questo prodotto e quindi poi di lanciarlo anche a quella che è stata la Festa del Cinema di Roma, il Festival del Cinema di Roma per l'appunto, qualcuno doveva controllare il soggetto, la sceneggiatura, l'idea che se non altro Muccino si era fatto di questa terra e probabilmente provare al netto di quelli che possono essere i marchiani errori per quello che riguarda quello che manca, perché non è importante in questo caso. Il problema è che è veramente un buco nell'acqua, soprattutto con una spesa non soltanto relativa al 1,5 milioni e oltre è stato speso per pagare i protagonisti, su cui vorrei sorvolare, e il regista che l'ha anche ideato e scritto. Semplicemente che ci saranno altri soldi da spendere, probabilmente anche per la distribuzione, e mi auguro che tutto ciò venga fermato da chi di dovere. Ma passiamo agli argomenti seri, perché torna di prepotenza il Covid, non soltanto, l'abbiamo detto nei titoli iniziali, prima dei titoli iniziali, nel vecchio continente, in tutte le nazioni dell'Europa, ma anche da noi, da nord a sud. E abbiamo quindi un primo blocco di servizi che riguardano proprio il Covid. Il virus avanza anche in Calabria, contagi a macchia di leopardo in molti centri della regione. Sono il Reggino e il Cosentino le aree più colpite. All'Annunziata di Cosenza sale il numero dei pazienti ricoverati, posti quasi esauriti nel reparto di malattie infettive. Desta preoccupazione l'area della Presila. In località Spezzano Piccolo di Casali del Manco c'è una casa di riposo dove i tamponi effettuati su degenti operatori sono risultati positivi. Sono tutti asintomatici. La titolare della casa per anziani già nei giorni scorsi era risultata positiva. I sanitari della task force dell'ASP in queste ore sono al lavoro per ricostruire la catena dei contatti, un lavoro incessante quello dei sanitari dell'ASP di Cosenza che stanno operando su un cluster, quello della Presila, molto vasto. Massima attenzione anche sui focolai del Tirreno Cosentino, a Belvedere e a Cetraro. Nuovi contagi anche alla Lamezia Terme, situazione delicata all'ospedale Giovanni Paolo II dove è stato chiuso il reparto di oncologia dopo la positività
positività di un paziente. Un medico del pronto soccorso inoltre è in quarantena dopo che 2 pazienti sono risultati positivi. Un caso di positività anche nel centro di neurogenetica che resterà chiuso fino a lunedì. Vi è sicuramente un aumento del numero dei casi da attenzionare, da controllare, da cercare di limitare come diffusione del contagio. La situazione in ogni caso da parte nostra si sta cercando di monitorarla al massimo, di intervenire tempestivamente e di fare in modo che la diffusione del contagio si possa comunque al massimo limitare. Oggi soprattutto vi è un po' questa grandissima emergenza di accelerare al massimo l'effettuazione di tamponi per circoscrivere al massimo la possibilità di diffusione del contagio. Quindi a mio parere è su questo che si dovrà tantissimo lavorare per far sì che vi possa essere una velocizzazione dei tempi e di avere i risultati e comunque di poter sempre di più circoscrivere con le ordinanze di quarantena i soggetti che siano essi stretti contatti o addirittura positivi. Fino ad ora diciamo che i numeri di questi da agosto ad ora sono sicuramente superiori a quelli che abbiamo avuto nella prima fase, marzo, aprile, maggio. Però abbiamo affrontato al meglio questa situazione, stiamo curando sicuramente meglio i pazienti e questo ci permette di aumentare il turnover degli stessi in modo da non andare mai in sofferenza. Lo conosciamo meglio questo virus e ripeto, lo stiamo trattando sicuramente meglio. Anche perché un momento diciamo importante della cura è il ricovero precoce, non bisogna mai aspettare che la polmonite vada avanti. Più si arriva con problemi di saturazione di ossigeno, peggio naturalmente è, dico un'ovvietà, ma è così. Prevenzione, cura precoce e naturalmente un contact tracing più approfondito e più capillare. Come si sta facendo? Io più volte avevo detto che ormai bisogna convivere con il virus e non dovevamo certo illuderci della sua sparizione. Però dobbiamo affrontarlo, lo dobbiamo più che inseguire, dobbiamo diciamo sopravanzarlo, prevenire i contagi che lo stesso virus può dare. Ogni giorno in Calabria si processano dai 1.500 ai 3.000 tamponi, un numero che è cresciuto nei mesi scorsi, adeguandosi al fabbisogno quotidiano di una regione che conta 2 milioni di abitanti ed è servito a tenere sotto controllo il contagio grazie alla costante attività di contact tracing svolta dalle ASP anche durante il periodo estivo sui numerosi casi di rientro. Ma in questa fase di brusca accelerazione del virus, con l'emersione di numerosi focolai che hanno portato il numero dei contagi sopra i 100 al giorno, serve un potenziale maggiore. L'anello debole del sistema regionale è la provincia di Cosenza, dove insiste un solo laboratorio in grado di processare tamponi nel reparto di virologia dell'Annunziata. A dire il vero la situazione è migliorata solo negli ultimi mesi, con l'attivazione di un macchinario che ha permesso di lavorare centinaia di tamponi in più e più velocemente. Ma da mesi si parla dell'opportunità di aprire un nuovo laboratorio sullo Ionio per coadiuvare quello di Cosenza. La nuova struttura dovrebbe sorgere all'interno dell'ospedale di Rossano, il Giannettasio. I macchinari sono già arrivati a Catanzaro, ma giacciono imballati perché non sono stati terminati gli interventi di muratura necessari per adeguare i locali individuati. In particolare mancano ancora le finestre e si è in attesa di ricevere il banco sul quale appoggiare le attrezzature. Ci sono stati mesi e mesi di tempo e la necessità di affiancare il laboratorio cosentino è stata evidente nel momento in cui, al culmine della prima ondata, si è stati costretti a inviare i tamponi in Campania per la processazione. Ricordate il caso dei tamponi surgelati in attesa di essere esaminati? Visti i numeri in aumento, sarebbe il caso di darsi una mossa. E sarebbe il caso di recitare Calabria terra mia. Di questo dovremmo preoccuparci, anche perché questo di Rossano per processare i tamponi, e noi sappiamo e ringraziamo ovviamente il laboratorio e tutti i virologi che stanno lavorando a Cosenza con degli orari incredibili per processare l'incredibile numero di tamponi che ogni giorno con questa emergenza, con questa contingenza devono affrontare da un punto di vista proprio della grande fatica. A rischio poi, perché ogni lavoratore posto sotto stress sappiamo che non può certamente vivere bene. Ma a proposito di disastri che abbiamo, pensate,
rimaniamo sempre nel Cosentino, ci spostiamo sul Tirreno e per l'esattezza a Paola, dove è addirittura pronto il reparto di terapia intensiva, pronto nel senso strutturale, ma anche in questo caso stentano ad arrivare macchine già acquistate che sono parcheggiate anche a Catanzaro. Signore e signori, benvenuti nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Francesco di Paola, o meglio, in quello che dovrebbe essere un reparto nuovo di zecca con 4 posti letto e attrezzatura all'avanguardia e che al momento è una delle tante incompiute della sanità calabrese. La struttura è pronta da mesi. Il 20 giugno scorso il consigliere regionale Graziano Di Natale annunciò la fine dei lavori, ma da allora, come spesso accade in Calabria, il tempo si è fermato. Mentre in tutte le altre strutture ospedaliere devono ancora sorgere e nascere i reparti di terapia intensiva, qui nell'ospedale di Paola già dal mese di marzo è stato ricompreso nel piano della riorganizzazione della rete ospedaliera e il 20 giugno i lavori sono ultimati. E i lavori ultimati, ciò significa che il reparto è bello e pronto, confezionato, nuovo per ospitare questi 4 posti di terapia intensiva che peraltro sono ricompresi nel piano della riorganizzazione della rete ospedaliera. È davvero una cosa indicibile. Io ho cercato in tutti i modi di spingere per il mio ruolo istituzionale sia il commissario straordinario, la dottoressa Bettelin, sia a questo punto anche il Dipartimento Regione, ma allo Stato non abbiamo Regione, quindi il Dipartimento della Salute, ma allo Stato nulla è stato fatto e messo in esecuzione. Una cosa che serve per tutto il Tirreno Cosentino ma per la provincia di Cosenza, vale a dire noi dobbiamo dare ai cittadini dei servizi, i servizi ci sono e purtroppo non vengono fatti partire. Nel frattempo, nella nostra regione, alle 152 postazioni esistenti se ne sono aggiunte soltanto 6, altro che i 400 posti di rianimazione previsti per fronteggiare la pandemia. Per il momento nei locali c'è solo un letto, un respiratore idoneo e altri portatili, tra l'altro materiale frutto di donazioni. Proprio qualche giorno fa, il commissario straordinario per l'emergenza Covid ha chiesto lumi sui posti letto di terapia intensiva non attivati in Italia. Il commissario Arcuri nei giorni scorsi ha avviato quello che è l'iter per mettere in circolo e quindi in esecuzione il piano straordinario della sanità e quindi dato mandato ai commissari delle ASP e ai commissari delle AO di mettere quindi in esecuzione e quindi in moto le terapie intensive. Qui la terapia intensiva già c'è, io ho rotto questa mattina il profilo istituzionale che mi contraddistingue, sono pronto a qualsiasi forma di protesta perché è un diritto per i nostri cittadini, quello di potersi curare e quello di avere delle strutture efficienti, altrimenti abbiamo speso dei soldi pubblici a vuoto. Che le proteste non destino solo minacce, ma che poi vengano nel rispetto ovviamente, perché le proteste ovviamente non devono essere delle guerre, ma certamente per chi ha poi un compito istituzionale, le proteste non vanno solo minacciate ma vanno eseguite perché bisogna portarle avanti. Così non restano lettera morta, perché questo è uno scandalo, una delle tante incompiute della Calabria. Ecco, lì ci sarebbe da scrivere altro che un minifilm, ci sarebbe da scrivere un colossal, perché abbiamo una terra che si basa molto sulle incompiute, sul non finito calabro, che è veramente qualcosa che la storia ci restituisce e che purtroppo ci fa vergognare di chi ci governa, ma anche del fatto che noi stessi riusciamo poco a protestare. E visto che abbiamo queste incompiute, cosa possiamo fare nel frattempo per affrontare il Covid? Sentiamo questi 2 servizi. L'ordinanza del presidente facente funzioni Spirli è anticipata ieri in un file audio in circuito su WhatsApp, ma le misure contenute nel provvedimento saranno in vigore da lunedì prossimo e fino al 13 novembre per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per quanto riguarda le scuole, didattica a distanza per gli istituti superiori. Per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado, tranne che per gli istituti superiori, la didattica continuerà a essere esercitata in presenza. Tutela dei pazienti ricoverati negli ospedali con lo stop alle visite parentali. Lo stop alle visite parentali vale anche per le RSA, cioè per le case di riposo comunemente chiamate,
e anche per tutti quei luoghi di ricovero dove ci siano persone, per esempio, diversamente abili e altre. Questo è importante perché bisogna tutelare la salute di chi in questo momento è più indebolito rispetto ad altri. Per quanto riguarda le ore notturne, abbiamo deciso di fermarci dalle ore 00:00, quindi da mezzanotte e un secondo, alle 05 del mattino. Questo perché? Perché dobbiamo evitare gli assembramenti, soprattutto gli assembramenti purtroppo nelle piazze o nei luoghi pubblici o davanti ai locali, che hanno comunque dato motivo di preoccupazione in tutte le regioni d'Italia e non solo. Queste le principali misure contenute nell'ordinanza, ma Spirlì lancia un messaggio per sensibilizzare i calabresi e per scongiurare un nuovo lockdown. Siamo nelle nostre mani. Se superiamo ancora una volta questo momento critico, come abbiamo già saputo fare, sicuramente troveremo una via di uscita, come gli altri e mi auguro anche prima di tanti altri. Chiusure anticipate e uso obbligatorio delle mascherine in tutto il paese. Le parole di Conte e l'ultimo DPCM servono per sensibilizzare la gente e contenere l'avanzare della pandemia. Se serve a contenere i contagi, sì, certo. Mascherine sì, d'accordo. E alla fine sì, hanno fatto una buona manovra. Sicuramente sono utili perché dobbiamo essere un pochino tutti responsabili di questa situazione, ma credo che in prima persona lo dobbiamo essere noi, a prescindere da quello che ci dice il ministro, i vari ministri e Conte. Comunque un metodo anche per tutelarci di più, quindi un qualcosa comunque che dovremmo tutti seguire. Se questa cosa funziona, può funzionare per bloccare questa pandemia, che per me va benissimo. Ma queste nuove prescrizioni inevitabilmente avranno ripercussioni sull'economia del nostro paese e sui commercianti e imprenditori che loro malgrado rischiano di abbassare per sempre le saracinesche dei locali. Non è chiaro questa cosa dei locali perché non è, secondo me, lavorando in un'attività commerciale, diciamo che non è una cosa utile chiudere i locali. Ci sono ben altre cose da chiarire prima dei locali, dico. Certo, demonizzare i proprietari dei locali notturni non basta, anche perché poi dietro c'è un atteggiamento, un'abitudine, e sulle abitudini, sulle male abitudini degli italiani nell'assembramento, nello stare tutti quanti assieme, capisco soprattutto quello che può essere un discorso relativo ai giovani, ma non solo sono i giovani, perché pensate quello che accade nelle piazze, ma pensate quello che accade quotidianamente su quello che è il trasporto pubblico anche della nostra regione, dove certamente, ora con le scuole riaperte, con le università riaperte, non ci possono essere le distanze di sicurezza e quindi anche questo va ripensato. Tanto è vero che rispetto a questa riflessione bisognerebbe invitare e richiamare l'attenzione anche il Presidente facente funzioni, Spirlì, ricordandogli che vanno completate quelli che sono i lavori per quello che riguarda il secondo laboratorio in provincia di Cosenza per aprire questi posti in terapia intensiva e per completare tutti gli altri posti rafforzando gli ospedali dal punto di vista del personale medico e paramedico, ma anche da un punto di vista delle strutture e delle infrastrutture. Questo diventa fondamentale e poi magari anche occuparsi delle chiusure, perché in questo momento riteniamo che il Covid vada affrontato soprattutto avendo la possibilità di guardarlo in faccia e di aiutare le persone, quindi i sanitari, che possono certamente darci una mano in tal senso. Vi richiamiamo ovviamente anche noi a quella che è l'unica delle possibilità che abbiamo, la mascherina, l'utilizzo frequente del lavaggio delle mani e il distanziamento. Io non aggiungo la parola sociale, ormai l'ho detta, ma perché suona male, suona male. L'importante è stare alla debita distanza e cercare di limitare
in quelle che possono essere le effusioni, anche purtroppo sì, vedendo un amico, una persona a cui va bene, ma soprattutto i parenti, perché bisogna proteggersi, ma soprattutto proteggere quelle che sono le categorie più deboli. Siamo giunti al termine di questo numero di Seven, ovviamente vi diamo appuntamento per la prossima settimana, vi raccomandiamo di stare sul 10 perché questo è il canale 10. Proviamo a entrare nelle vostre case e a fornirmi 24 ore su 24 tra telegiornali, rubriche e approfondimenti la giusta informazione. Alla prossima!